Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, nulla sarà più come prima. E prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Degarda e del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. E al lunedì sera abbiamo su Telegram alle 20:30 un percorso esoterico gratuito dove siamo più o meno sui 150 e tutti siete benvenuti se vi volete iscrivere, è gratuito chiaramente. Bene, iniziamo questa micropillola con spiegare una cosa. Una volta leggendo Osho ho letto una cosa interessante, e cioè se voi avete qualcosa di carino ma anche non carino, alla mattina si sveglierà qualcuno e cercherà di portarvelo via. Quindi noi in Italia abbiamo avuto una ricchezza immensa, una ricchezza sopra le righe, sebbene abbiamo perso tutte le guerre che potevamo perdere, eppure i nostri politici e i nostri esoteristi hanno sempre fatto in modo che anche perdendo siamo sempre caduti in piedi. Abbiamo avuto delle grosse batoste, ma come popolo, come nazione, e come nazione non intendo dire quella repubblicana, ma intendo dire proprio quella in cui la monarchia ha creato questa nazione, cioè più o meno nel 1861. Da quel momento lì la nostra nazione, nel bene o nel male, è stata creata. Certo ci sono stati dei momenti di incomprensione perché chiaramente con i vari dialetti che c'era una volta parlare fra regioni era quasi impossibile, e poi lo sapete è arrivato Rischiatutto come il buongiorno e lì l'italiano è entrato nelle case di tutti e tutti hanno cominciato a parlare, ma questo è un indice di unione. Noi ormai siamo italiani, questa è la nostra nazione, sebbene siamo stati creati un pochettino sotto pressione, e adesso stiamo vivendo un periodo molto particolare, un periodo che non era mai successo, per fortuna. Come detto in altre pillole, sarà da 60 anni che lo stivale non sente e non ha questa prova. In questo momento noi stiamo vivendo ancora un po' sopra le righe perché non ci siamo ben resi conto della situazione. Siamo sotto attacco e questo attacco è stato fatto da esoteristi che con la conoscenza dei flussi planetari hanno orchestrato questo disegno. Però vedo che il nostro governo sta reagendo molto bene, i nostri servizi segreti stanno lavorando bene e gli operatori sanitari in prima linea sono eccezionali, stanno facendo tutti un ottimo lavoro. Quindi prevedo che nel futuro, quando finirà questa quarantena, molte cose cambieranno, molti italiani prenderanno coscienza che non si può essere dei solitari, ma bisogna essere uniti, perché se lavoriamo insieme con, come si suol dire, con coscienza nazionale, non periremo singolarmente. Quindi l'importante è stare insieme, essere fiduciosi in questo governo che sta facendo di tutto per sopperire a queste, come si suol dire, deficienze che erano state create nel nostro subconscio con i vari messaggi subliminali di ogni tipo e di ogni sorta. Quindi il vostro Marietto e la Hildegard stanno lavorando in questa direzione per aiutare con le loro pillole, con i loro circuiti radionici gratuiti da scaricare dal sito alcapitano.altervista.org e dai loro incontri live. È tutto naturalmente gratuito. In più vi ho parlato anche nelle altre pillole di questo progetto futuro che si intenderà fare proprio per sopperire a queste deficienze che ci sono esoteriche, per creare un gruppo più forte, più sicuro e più omogeneo. Il vostro Marietto chiaramente farà tutto il possibile per dare una mano. Vi ricordo che già 5 anni fa, vedendo arrivare questo mare di cioccolato, aveva creato un ebook che si può scaricare gratuitamente al sito alcapitano.altervista.org e chiaramente vi chiede di attivarlo per aiutare lo stivale a superare questo periodo di prova. In più è importante anche che possiate guardare le pillole dove ho spiegato delle piccole meditazioni, e queste meditazioni vi aiuteranno a superare anche questi periodi un pochettino in cui ci si sente soli, più che soli ci si sente solitari.
Quindi il vostro Marietto, detto questo, vi chiede di iscrivervi al canale del Degarda Marietto Veneziano, di seguirci sui nostri gruppi Facebook e anche di Telegram, ed eventualmente di venirci a vedere nelle live che facciamo durante la settimana. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!